Inflazione e caro bollette hanno contribuito purtroppo a frenare le spese natalizie. I padovani, preoccupati per l'aumento dei costi quest'anno per Natale, hanno speso meno rispetto al 2021. Un dato emerso dall'indagine dell'Osservatorio economico di Confesercenti del Veneto Centrale, che tradizionalmente analizza l'andamento delle spese natalizie. Circa un terzo dei commercianti padovani ha rilevato un calo. La situazione ha pesato soprattutto per i negozi di piccole dimensioni, sovraccarichi di spese e oneri fiscali. Questo è frutto di un insieme quasi di un combinato disposto che nasce dal Covid, dove col Covid non dimentichiamo la cassa integrazione, non dimentichiamo tutta una serie di sacrifici economici importanti e dove c'è stata già una prima erosione dei risparmi. Un secondo momento difficile e determinante è stato la crisi energetica che ha portato a una crisi economica dovuta all'innalzamento dei costi energetici e anche là c'è stata un'ulteriore erosione dei risparmi e di quando le famiglie avevano potuto nel corso degli anni mettere da parte, per cui oggi purtroppo abbiamo una situazione di difficoltà abbastanza importante. I nostri commercianti la rilevano, la sentono. Il budget che i padovani hanno destinato ai regali di Natale quest'anno è calato del 20%, che si traduce in circa 40 euro in meno rispetto all'anno scorso. I padovani comprano sempre di più grazie all'e-commerce, preferendolo rispetto alle botteghe e ai negozi, soprattutto per gli acquisti non alimentari. Finché non si metterà definitivamente fine allo squilibrio come dire, autorizzatorio, allo squilibrio fiscale esistente fra l'e-commerce e i negozi tradizionali, credo che sarà molto difficile. Noi lo chiediamo con una certa forza e di equiparare e chiudere questa concorrenza assurda, sleale che si è determinata. L'andamento di questo Natale ha testimoniato dunque il sentimento di preoccupazione e incertezza che potrebbe caratterizzare anche l'inizio del 2023 e il periodo dei saldi previsti come sempre a gennaio. Qualche debole segnale positivo invece è arrivato dal settore turistico e ricettivo, grazie al boom di presenze registrate durante il Ponte dell'Immacolata a Padova e alle Terme.